Con questo video vogliamo presentarvi le storie di amici e parenti che, con il sogno di una vita migliore, hanno dovuto abbandonare la loro amata terra. Ecco le loro storie. Mais que nada, sabe a minha frente que eu quero passar. Hoje o samba está animado, o que eu quero é samba. Io porto testimonianza dello zio di mia nonna, Come si chiamava? Viadolo Antonio, Quando è partito? nel 1913 Per dove? per il Brasile a Rio de Janeiro. Come è arrivato lì? È arrivato lì tramite il treno e poi il transatlantico. Perché è emigrato? È emigrato per motivi di lavoro perché in Italia non ce n'era a sufficienza. È emigrato con qualcuno o da solo? È emigrato con suo fratello e sua moglie. Lì il lavoro com'è stato? Lì appunto ha fatto molta fortuna, lui costruiva case, là ce n'era molto bisogno, quindi si è trovato molto bene. La lingua? È stato un problema? E all'inizio sì, però per fortuna sapeva abbastanza l'inglese, quindi è riuscito ad adeguarsi bene. Dove si è trovato meglio? Ovviamente in Italia perché lui è emigrato solo per motivi di lavoro e non perché in Italia c'erano brutte condizioni. E come si è sentito lì? Che situazione ha trovato? È una situazione normale, sì, non c'erano pregiudizi contro gli italiani, quindi si è trovato bene. È tornato. Perché? È tornato perché comunque gli mancavano gli affetti italiani, gli mancava il cibo, la lingua, l'ambiente, così. È rimasto a contatto con chi ha conosciuto in Brasile? No, si era spostato solo per lavoro, non ha fatto amicizia. Ciao, io sono Alvise e porto la testimonianza del mio prozio Vittorino che emigrò a Buenos Aires. E quanti anni ha? Adesso è morto nel 96, quindi ho avuto la testimonianza da suo figlio Orlando. È partito nel 52, nel secondo dopoguerra, a 23 anni veniva da Curtarolo. E a Curtarolo c'è una situazione di estrema povertà, per cui preferì migrare all'estero e scelse l'Argentina proprio perché era in pieno boom economico. E con che mezzo di trasporto ha viaggiato? Allora, Vittorino partì a Genova, fece un viaggio di 30 giorni e sbarcò direttamente a Buenos Aires. 30 giorni, fu un viaggio difficile, immagino. Esatto, però disse che a parte il tempo non ha avuto altri problemi. E ha viaggiato da solo o con qualcun altro? È partito con un suo cugino prete che anche lui andava a lavorare in Argentina. Che situazione trovò in Argentina una volta arrivato? Beh, come ho già detto, appena arrivato in Argentina il paese era in pieno boom economico e trovò subito un lavoro come barbiere. E aveva qualche parente, qualche amico lì? Aveva solo un amico d'infanzia che infatti lo ospitò per i primi mesi.